Porte aperte all'ITAS di Sora Nicolucci Reggio, che ha accolto nei locali di via Trieste genitori ed alunni impegnati nella scelta della scuola di istruzione superiore. Docenti ed alunni dell'Istituto Sorano hanno accompagnato i giovani alla scoperta dell'ITAS, che propone 2 differenti indirizzi di studio. Noi abbiamo l'indirizzo di chimica e materiali, in particolare l'articolazione di biotecnologie sanitarie, e poi abbiamo l'indirizzo di amministrazione, finanze e marketing, in particolare l'articolazione relazioni internazionali per il marketing. Al termine dei 5 anni di studio, il diplomato ITAS nei 2 diversi indirizzi può accedere a tutte le facoltà universitarie oppure entrare direttamente nel mercato del lavoro. L'ITAS di Sora pone tra i punti di forza del percorso formativo l'alternanza scuola-lavoro e lo stage in azienda, che permette agli alunni di potenziare le competenze propedeutiche al mondo del lavoro. Inoltre l'ITAS di Sora è l'unico istituto tecnico provinciale ad avere l'azienda speciale, che offre servizi ad esterni. L'azienda speciale si occupa di fornire servizi a terzi, in particolare qui nella sede ITAS di Sora noi possiamo eseguire analisi chimiche e microbiologiche di acque e di alimenti, ad esempio olio, acqua, latte. Oggi siamo stati lieti di ospitare i futuri alunni e le famiglie nei laboratori, e come ho detto non sono soltanto laboratori didattici, cioè laboratori all'interno dei quali i nostri studenti svolgono gran parte delle ore curricolari, ma sono soprattutto laboratori al servizio pubblico, perché noi possiamo fornire analisi all'esterno. Diciamo, questa azienda speciale quindi non solo ci dà visibilità all'esterno, ma permette anche agli alunni di svolgere una parte delle ore di alternanza scuola-lavoro internamente alla scuola, con lo sviluppo di tutte le potenzialità e quindi le competenze professionalizzanti. Noi abbiamo l'impresa simulata che i ragazzi svolgono in terzo e in quarto, che ci dà una visione generale del territorio dal punto di vista storico, geografico, culturale, ma soprattutto economico. Inoltre l'impresa simulata permette ai ragazzi di lavorare su una piattaforma riconosciuta a livello nazionale, attraverso la quale i ragazzi scambiano prodotti, ovviamente per simulazione, con l'esterno, quindi con studenti di altre scuole che simulano altre aziende. Lo stage è uno dei punti di forza anche del nostro istituto. In tutto il Nicolucci Reggio lo scorso anno abbiamo avuto convenzioni con 63 aziende, 20 soltanto all'ITAS. I ragazzi lo scorso anno hanno svolto 13.000 ore di stage all'esterno. In occasione dell'Open Day, l'ITAS ha premiato le eccellenze dell'istituto, consegnando a 2 neodiplomate l'assegno del MIUR per aver conseguito all'esame di maturità la votazione di 100 e lode. Nella stessa occasione l'ITAS ha ricevuto dall'associazione Fratras anche un defibrillatore a conclusione delle attività di formazione svolto da docenti ed alunni. Stiamo entrando in tutte le scuole di Sora a fare i corsi BLSD, in modo che sia docenti e sia studenti acquisiscono tutte quelle manovre in caso si trovano in situazioni di arresto cardiaco. E come era il nostro progetto, abbiamo chiamato progetto Scuola Sicura, dopo aver fatto il corso BLSD consegniamo un defibrillatore a tutti gli istituti di Sora. L'ITAS è una scuola che accompagna i propri alunni verso il miglior percorso formativo. Per me i ragazzi non sono numeri, per me i ragazzi sono persone alle quali tengo in modo particolare e che nel momento in cui entrano qua dentro io li seguo fino a quando ne esco, cercando di dare il meglio per la loro formazione, insomma, umana e professionale.